se c'era mia moglie qua io potevo parlare con voi. Avevo un anno che sono chiuso in casa con mia moglie, non ce la faccio più. A casa non ci posso stare, E quindi devo uscire per forza. E dove posso andare? A un agliere. Volevo andare a trovare qualche amico, ma sono tutti spaventati e non mi fanno trasere. Allora volevo andare a trovare i parenti, ma i parenti sono come il gabinetto, quando lo cerchi non lo trovi mai. Allora volevo andare a trovare qualche parente dei miei parenti che a me non mi viene niente. Ma non mi viene niente che c'ha chi raccontare. E allora l'ultima speranza era rimasta la zia Rosetta di 88 anni. Ci telefonai e mi fa: non uscire da casa! Io sono vedova da 10 anni e me la passo benissimo. Se tu esci da casa e tua moglie si accorge come si sta bene senza di te, non ti faccia essere più. E allora sono rimasto a casa. Ma un uomo siciliano come me che rimane a casa avevo un pensiero solo: il virus. Ma quando mai? Il sesso, un solo pensiero avevo, sesso. Io, picchiamme moglie non ce ne fotte niente. Tant'è vero che l'altra volta mi sono avvicinato tipo Armalo Sarbaggio e ci dissi: amore. Mi fa: che c'hai, raucedine? Come raucedine? Amore, mi sento tutto caldo. Come? Come ti senti? Mi sento tutto caldo. E mi ha fatto un tampone, va? Come mi ha fatto un tampone? Ma mi sono vendicato. Per San Valentino Ida si avvicinò e mi fa: amore, voglio una serata da brividi. Ah sì, ci disse. E ci staccai i termosifoni. Ma non mi parlate di sesso, per favore. Nel mio condominio è successo uno scandalo. La signora di fatta dell'ultimo piano stava facendo sesso sul suo letto e ci trasi un ladro. Dice che l'attaccò nel letto a tutte e due e stava rubando. La signora di fatta dice che cominciò a fare come una pazza: per favore, si prenda tutto quello che ho, ma liberi quest'uomo. Per favore, si prenda tutto, ma liberi quest'uomo. E un ladro ci fa: signora, ma è così tanto innamorata di suo marito? Ma quale mio marito? Mio marito sta tornando, ve ne avete a dire tutte noi.